Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Si esclude l'errore umano nelle cause del violento incendio che ha distrutto questa mattina attrezzatura e materiali all'interno del magazzino della DR2, azienda specializzata nella produzione di sedie e arredamenti situata nella zona industriale Cascina Rinaldi in comune di San Giovanni al Natisone. Secondo alcune testimonianze da noi raccolte, prima si è udito un forte boato e poi una densa coltre nera, visibile fino a Mariano del Friuli in provincia di Gorizia, si è alzata in cielo. Subito i titolari e gli operai presenti hanno immediatamente attivato le procedure di spegnimento. Da Udine e Cividale sono giunte celermente 3 squadre dei Vigili del Fuoco e un'autoscala. Operazioni di spegnimento rese complicate per la natura del materiale interessato, plastica, PVC e resine espanse. Solo nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno avuto la meglio. Mentre andiamo in onda, i pompieri hanno iniziato le operazioni per completare lo smassamento del materiale bruciato e la successiva bonifica. Al momento è impossibile quantificare i danni. Per fortuna nessuna persona coinvolta nell'incendio è rimasta ferita o intossicata. Sul posto, per i primi rilievi di legge, una pattuglia del comando intercomunale di polizia locale. In 10 settimane la comunicazione opera meglio della burocrazia. Si è risolta positivamente la vicenda della discarica abusiva da noi scoperta nei pressi della zona artigianale di Turiaco, in provincia di Gorizia. La parola al sindaco. Sì, abbiamo verificato che la situazione è migliorata rispetto al vostro primo servizio. Ringraziamo ovviamente anche gli enti di vigilanza che hanno contribuito a risolvere la situazione. Ecco. Senta, quello che conta è sottolineare che i furbi purtroppo ci sono anche dalle nostre parti. Sì, lì la proprietà è privata, fortunatamente al di fuori di una zona residenziale, il primo nucleo di zona artigianale che abbiamo costruito molti decenni fa al di fuori del centro del paese. Questo dal punto di vista della tutela dei residenti è stata una scelta azzeccata, che non ha creato delle difficoltà dal punto di vista della gestione dell'area. Ad ogni modo è opportuno che il Comune continui a vigilare, a segnalare eventuali casi anomali alle autorità competenti in materia di ambiente. Metta a sottolineare questo, siamo in una zona dove purtroppo l'amianto si fa sentire. Sì, è un tema molto conosciuto soprattutto per le ricadute medico-sociali che ha avuto sul nostro territorio, in riferimento agli ex lavoratori, in particolare dei cantieri navali di Monfalcone. Tuttavia adesso la partita delle bonifiche dell'amianto è sicuramente un tema prioritario e anche come amministrazione comunale abbiamo sempre tentato di incentivare lo smaltimento corretto dell'amianto con politiche che contribuissero allo smaltimento da parte di privati, abbattendo di circa il 50% il costo degli interventi. Ecco, nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un aiuto ai privati. E poi mi permetta, quello che conta è che noi da bravi segugi della notizia, dove non arriva la burocrazia, arriviamo noi. L'informazione libera serve anche a questo.
Si avvicina l'estate e in Borgo Stazione iniziano a materializzarsi le prime preoccupazioni relativamente a questo periodo per la gestione di tante problematiche. Quali avete rilevato? Abbiamo rilevato alcune criticità che già conoscevamo da diverso tempo, come la questione dei questuanti che danno molto fastidio alle persone che passeggiano o si siedono ai tavolini del bar, presenza appunto di fenomeni di prostituzione, che la problematica con il periodo estivo, c'è la preoccupazione appunto dei cittadini che va ad aumentare. E quindi cosa intendete fare come residenti a questo punto? L'amministrazione comunale ha recepito le vostre segnalazioni fino ad ora? Guardi, più che l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, in quanto la zona dopo il nostro incontro, il nostro intervento è presidiata, noto una maggior presenza delle forze dell'ordine. Tuttavia situazioni di disagio le riscontriamo anche in autostazione, dove ci sono dei bivacchi, delle situazioni non gradevoli per i commercianti, i passeggeri delle corriere e per i residenti. Quindi auspichiamo che questa amministrazione si dia da fare e non soltanto venga a fare degli incontri e delle passeggiate adesso che si avvicinerà la festa delle Magnolie. Un riscontro positivo è quello della sorveglianza dal punto di vista delle forze dell'ordine, questo l'ha sottolineato. Fanno un lavoro egregio per il quartiere, lo tengono monitorato, infatti avendo la stazione, avendo l'autostazione da controllare non è certo facile, visto anche il passaggio di persone. Vorrei sottolineare che essendo una stazione c'è la possibilità di un via vai di clandestini, visto l'arrivo sulle coste siciliane di questo fenomeno, non bisogna sottovalutarlo, visto che queste persone transitano in questa zona. Dopo il caso relativo ai bambini del Congo e a tutte le difficoltà per riportarli in Italia, riesplode la tematica delle adozioni internazionali che presentano tuttora delle grandi lacune nei meccanismi. E sono meccanismi molto complessi perché innanzitutto le coppie per un anno devono fare un percorso di abilità, di essere in grado di accogliere i bambini, di educarli e di crescerli. Dall'altro poi cominciano delle pratiche burocratiche che possiamo immaginare, avendo contatti con gli altri paesi, sono lunghe e complesse. Anni di attesa da parte delle coppie, lo devono sapere, 5-6 anni, e poi qualche mese per raggiungere il bambino e poterlo poi portare in Italia con tutte le carte in regola. C'è chi muove obiezioni sulla tipologia di adozioni. Perché non adottare bambini del territorio nazionale? Ma perché bambini del territorio nazionale non ci sono. Io credo che tutti sarebbero contenti di poter adottare un bambino nato qui, anche perché è tutto più semplice, meno costoso. Le adozioni internazionali costano oltre 10.000 euro, 10-15.000 euro, perché ci sono i viaggi, bisogna andare a prendere i bambini, ci sono le associazioni che chiaramente devono poter avere il sostegno economico per poter funzionare, ma qui bambini non ce n'è. Nella nostra regione il Tribunale di Trieste ha centinaia di coppie di genitori idonei all'adozione, anche con giudizi molto alti, cioè genitori ottimi in attesa, e i bambini sono 3, 4, 5, 6, 10 al massimo all'anno. Le tempistiche di adozione però per quanto riguarda le adozioni nazionali in Friuli Venezia Giulia sono più ridotte. È stata modificata la procedura ultimamente per accelerare tantissimo i tempi dell'adozione, tant'è che adesso già all'11° giorno, quando la madre decide di non tenere il bambino al momento della nascita, la coppia dei genitori scelta viene abbinata al bambino e parte l'iter dell'adozione.
Sarà un appuntamento stimolante quello organizzato appunto dal Comune di Udine e dalla biblioteca per venerdì 13 di giugno dalle 17 fino a notte fonda. Notte fonda perché? Perché si può leggere libri fino a notte fonda, cominciando anche nel pomeriggio. È su questo che si basa questa vostra iniziativa, vero Daltin? Sì, la notte dei lettori il venerdì 13 giugno partirà alle 17 ma arriverà fino a mezzanotte, perché l'idea è quella di dedicare la prima parte della serata ai più piccoli, e quindi con una serie di iniziative di workshop, di reading dedicati ai bambini. Però poi nel corso del tardo pomeriggio e della serata servirà appunto a spettacoli con musica, a performance da parte di attori e letture sceniche, quindi l'idea è quella di coinvolgere in poche ore ma tutte le fasce dei lettori. È una città che deve partecipare e che può partecipare attivamente in questa iniziativa del venerdì 13 di giugno in quel di Udine, nelle diverse piazze, no? Perché saranno diverse le piazze che andranno a completare questa offerta. La nostra volontà è quella di trasformare per quelle ore, per quella serata, Udine in un grande luogo plurale e poliforme di promozione della lettura. Ma questo appuntamento, come ricordavamo prima in conferenza stampa, non è pensato per valorizzare gli autori, ma chiediamo anche agli autori di aiutarci ad agire, a sensibilizzare, a rendere protagonisti i non lettori e i lettori, coloro che già leggono in misura abbondante anche nella città di Udine, nella regione che è tra le più alte in questo senso a livello italiano, e coinvolgere coloro che rispetto alla lettura sono un po' distanti, un po' freddi, e che invece potrebbero, dal nostro punto di vista, scoprire questa pratica come pratica necessaria alla crescita individuale e collettiva. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.